Lei sta producendo nei confronti di un partito che ha avuto un giudice, giudice penale, civile, amministrativo e contabile che ha controllato tutto. Report realizza un servizio pubblico prendendosela con noi invece di guardare le travi. Voglio specificare, ovviamente Elio Veltri è una persona per bene, Mario Di Domenico è una persona per bene. La giornalista di Report dice: Elio Veltri è una persona per bene, Mario Di Domenico è una persona per bene. Questi sono alcuni estratti delle condanne per diffamazione subite da Elio Veltri e Mario Di Domenico. Ma non è un problema di qual è la fonte, il problema è di verificare la fonte. Se dicono cose vere. Questo dualismo me lo può spiegare? Non esiste un dualismo, è stato già certificato con 2 ordinanze più una sentenza. È stato già certificato che non esiste alcun dualismo. Perché io vedo qua, 13 dicembre 2010, il GIP di Roma dichiara che effettivamente sussiste una confusione in ordine alla duplicità dei soggetti giuridici. Dove l'hai letto questo? Nella ordinanza del GIP di Roma, tra associazione e movimento politico Italia dei Valori. Lo statuto del 2004 distingue tra associazione e partito fino alla modifica statuaria del 2009, di cui poi parleremo. La giornalista di Report si ferma alla premessa dell'ordinanza del GIP. Basta voltare pagina per leggere chiaramente che non c'è alcuna duplicazione di soggetti tra partito e associazione e che in realtà si tratta di un unico soggetto, come specificato in tutte le pagine successive dello stesso decreto. Lei sta producendo nei confronti di un partito che ha avuto un giudice, giudice penale, civile, amministrativo e contabile che ha controllato tutto.